Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Il Friuli Venezia Giulia resterà in zona rossa anche nella settimana dopo Pasqua, come deciso dal governo in seguito al numero dei contagi sul territorio, anche se in leggera flessione. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.279 tamponi molecolari effettuati sono stati rilevati 362 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,97%. Sono inoltre 2.948 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 151 casi, 5,12% di positività. I decessi registrati sono 14, ai quali si aggiungono 2 morti avvenute tra il 23 e il 24 marzo. Nessuna di queste riguarda il Friuli occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive in regione rimangono stabili a 81, mentre quelli in altri reparti decrescono a 634. Numeri comunicati dal vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. E all'ASP Umberto I di Pordenone è in fase di studio un protocollo da presentare all'azienda sanitaria per allestire in casa di riposo luoghi dove gli ospiti possano incontrarsi e stringere la mano ai loro cari, purché vaccinati contro il Covid. Vediamo. Un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità in casa di riposo, con la possibilità di un contatto fisico tra ospiti e familiari. È a questo che sta lavorando l'ASP Umberto I di Pordenone, che gestisce Umberto I e Casa Serena, pronta a redigere un protocollo da inviare all'azienda sanitaria dopo Pasqua per un'eventuale approvazione. L'idea, che prende il nome di balconcini fioriti, come spiegano il presidente Antonino Di Pietro e il direttore Giovanni Di Prima, prevede la possibilità di creare internamente ed esternamente alle due strutture residenziali dei luoghi protetti e gradevoli dove gli anziani potranno incontrare e toccare i loro cari, purché già vaccinati. Non abbiamo mai impedito del tutto le visite con i familiari, ricorda il direttore, che sono sempre avvenute, ma in modalità protetta e senza contatti. Questo protocollo è un passo avanti che vogliamo fare, consentendo alle persone di tenersi perlomeno la mano e ritornare a vivere il contatto di cui gli anziani sentono molto la mancanza, sottolinea. L'ipotesi riguarderebbe solo i familiari a cui è già stato somministrato il vaccino anti-Covid. Toccherà ad ASFO esprimersi in merito. Intanto, oggi, in visita alle due strutture, il vescovo Giuseppe Pellegrini ha portato i propri auguri di Pasqua agli anziani. Da inizio epidemia è stato il primo religioso a fare visita ai nonni, che hanno molto gradito la sua presenza. Una notizia di cronaca: incidente stradale questa mattina a Pordenone all'intersezione tra via Maestra Vecchia e via Ferraris tra due vetture. Sul posto i vigili del fuoco hanno prestato le prime cure ai due occupanti, poi presi in carico dai sanitari arrivati con un'ambulanza da Pordenone. Sul posto anche la polizia locale, nessuno è rimasto ferito in modo serio. Cambiamo argomento: sono state centinaia le persone in tutto il mondo che hanno corso per sostenere la Fondazione Bambini Autismo Onlus di Pordenone attraverso una marcia in blu virtuale. In tutto percorsi 16.000 km e raccolti 10.000 euro che sosterranno due progetti. 16.000 km percorsi per aiutare la Fondazione Bambini Autismo Onlus di Pordenone. Centinaia di persone, ma anche associazioni e runner hanno corso per proprio conto, macinando la strada per sostenere la causa e sensibilizzare sul tema dell'autismo, permettendo la raccolta di 10.000 euro in donazioni. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell'Autismo, la Fondazione ha ringraziato i tanti sostenitori che hanno sostituito così la consueta marcia in blu, cappeggiati dagli ambasciatori dei mandamenti pordenonesi Rodolfo Sedran, Giovanni Ioimi, Elisa Cassagna, Gianluca Pagazzi, Valentino Gregoris e Sandro Romanu. C'è chi ha fatto anche un solo chilometro ma l'ha fatto col cuore, c'è chi invece ha fatto vere e proprie imprese camminando per 6 ore di fila o camminando ogni giorno da solo centinaia poi di chilometri nel complesso e noi li abbiamo contati tutti. Il grosso è arrivato dai 5 mandamenti del pordenonese, ma ci sono arrivati contributi dappertutto: Udine, Bologna, Recanati, Buenos Aires, Londra, Spagna, quindi insomma come prima edizione diciamo che siamo contenti per l'interesse che ha suscitato. I fondi serviranno per sostenere due progetti. Uno è la costruzione di una unità di urgenza e prevenzione per l'autismo, è una struttura polifunzionale che sarà destinata proprio a garantire procedure per la salute di queste persone e un dopo di noi per persone molto gravi, che però sarà rispettoso dei dettami del legislatore, che vuole anche per le persone con disabilità grave soluzioni abitative di tipo familiare, quindi non più l'istituto ma la casa.
Sovraffollamento e carenza d'organico, questi i principali problemi rilevati dal senatore di Forza Italia Franco Dal Mas in visita oggi al carcere di Pordenone. L'esponente di Forza Italia, che visiterà anche gli altri penitenziari della regione, auspica un'accelerazione per la realizzazione del nuovo carcere a San Vito al Tagliamento. Celle affollate, agenti sotto organico, un direttore in condivisione. Questi i principali problemi rilevati dal senatore di Forza Italia, Franco Dal Mas, che oggi ha visitato il carcere di Pordenone in un incontro istituzionale, dando avvio a un tour nei penitenziari della regione. La criticità prevalente, annosa, costante, è quella di un carcere che è vetusto, antico, inaccessibile dal punto di vista delle funzioni rieducative della pena. Non ci sono spazi per la socialità, per la socializzazione. Dal punto di vista regolamentare questa struttura dovrebbe ospitare 39 persone detenute, attualmente ne ospita 60, sono in calo rispetto al passato. E per quanto riguarda il problema dei direttori è un problema generale, perché i direttori sono a scavalco e stanno svolgendo funzioni di direzione e vice direzione in più strutture, e questo è un problema che il Ministero deve affrontare quanto prima, provvedendo con le assegnazioni e il ripristino dell'organico. Per questo devono essere accelerati i lavori per la costruzione del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento. Il Consiglio di Stato giorni fa ha praticamente messo la parola fine al contenzioso amministrativo relativamente all'aggiudicazione dei lavori. Se l'ha aggiudicato un'impresa italiana che adesso deve procedere, e speriamo in fretta, velocemente e bene, alla realizzazione del nuovo carcere, perché evidentemente in queste condizioni non possiamo durare a lungo. La situazione sul fronte Covid invece non ha destato preoccupazioni. Voltiamo pagina, dai rifiuti nascono buoni spesa grazie a un ecocompattatore presente a Pordenone. Vediamo. 10 rifiuti da inserire tra lattine, bottiglie di plastica e Tetra Pak e si ottiene un buono da €1 da utilizzare al supermercato. L'ecocompattatore, installato negli uffici comunali di via Bertossi a Pordenone, piace alle persone che hanno già conferito diversi imballaggi, passando all'incasso. È sicuramente un'iniziativa ecosostenibile perché comunque conferendo materiale, come vediamo, sicuramente puro, possiamo avere maggiori introiti dai consorzi di filiera. Vi faccio vedere, partiamo dalla bottiglietta di yogurt, quindi abbiamo la bocca dove si inseriscono i tappi, che comunque c'è una raccolta di tappi per le associazioni, come sappiamo raccolgono, viene aperto il cassetto, viene inserita la bottiglia, l'ecocompattatore lavora. Come vedete adesso abbiamo raggiunto il ciclo con 10 conferimenti e adesso si stampa lo scontrino del buono sconto che vi faccio vedere. Questo è il buono sconto che viene dato dopo 10 conferimenti. Il buono, spendibile entro un mese nei punti Conad di Pordenone, in Viale Grigoletti e Aviano, prevede lo sconto di €1 su una spesa di 30. Un aiuto alle tasche e soprattutto all'ambiente, tanto che il Comune di Pordenone sta pensando di estendere la sperimentazione. E noi la prossima settimana faremo un incontro anche con il nostro gestore GEA e con i comuni serviti da GEA per vedere se è possibile installare altri ecocompattatori in giro per la città e negli altri comuni serviti. Chiudiamo con la cultura, è visitabile fino al 2 maggio negli spazi della Galleria Sagittaria al Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone la mostra dell'artista Paolo Del Giudice, Grande Guerra, Volti, Momenti, Relitti, curata da Giancarlo Pauletto, di cui sentiamo la voce. Questa mostra sulla Prima Guerra Mondiale di Paolo Del Giudice è composta da oltre un centinaio di quadri, grandi, medi e piccoli, che il pittore ha realizzato proprio a memoria di quell'evento tragico, sanguinoso e così importante storicamente. Il modo con cui lo ha fatto è assolutamente privo di retorica. Lui ci mette davanti i fatti, le persone, i soldati, i generali, gli strumenti di distruzione, i cannoni, gli assalti, le trincee, i morti, i decimati, i paesi distrutti. E fa questo con una capacità di pittura visibile in ogni singolo quadro. La mostra può essere vista quadro per quadro, perché ogni quadro ha la sua perfezione di risultato. Nello stesso tempo ogni quadro ti rimanda al complesso, ti rimanda al poema, ti rimanda cioè al grande racconto che senza nessuna retorica Paolo Del Giudice ha saputo, io direi straordinariamente realizzare per questa mostra.
La Chiesa dei Scalzi è uno dei temi centrali della mia pittura, come la Chiesa della Salute. È stata quasi, direi, la mia musa, il primo interno di chiesa che proprio mi ha folgorato. Parliamo dell'inizio della primavera del 1986. Era questa la nostra ultima notizia per stasera. Da me, dalla redazione di Pordenone, il più cordiale augurio di una buona e serena Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.